Benvenuti a Pinzano, ci troviamo in un piccolo paese della Pedemontana pordenonese che si trova esattamente alla fine della pianura friulana, dove iniziano i primi rilievi collinari delle Prealpi Carniche, e proprio sopra la stretta sul fiume Tagliamento. Questo fiume viene anche chiamato il re dei fiumi alpini. Si tratta infatti di uno degli ultimi corsi d'acqua in Europa ad avere, perlomeno in un lungo tratto del suo corso, ancora delle dinamiche molto naturali. E direi anche però che non serve essere, studiosi o ricercatori per apprezzarne la bellezza, anzi, forse Pinzano è uno dei posti da cui si può meglio anche cogliere la maestosità di questo letto ghiaioso, che in alcuni punti arriva anche a superare il chilometro di larghezza e che appunto normalmente presenta un corso d'acqua a canali intrecciati al suo interno, però in occasione delle piene in realtà questo letto ghiaioso si riempie completamente di acqua, quindi fa sempre una certa impressione. Chi l'ha visto di persona, soprattutto dalla stretta di Pinzano, è veramente una cosa impressionante. Pinzano, anche se forse oggi noi non lo diremmo, è sempre stato fin dall'antichità, fin dalla preistoria, un luogo di passaggio. C'è questa strettoia naturale del fiume che consente di guadare quando c'è poca acqua o comunque di attraversare a barca molto agevolmente il Tagliamento. Quindi in realtà è un crocevia di comunicazioni e lo è sempre stato il paese. Forse appunto per noi oggi che siamo abituati a transitare in macchina è un po' meno evidente questa cosa, però tuttora la scelta stessa di costruire il ponte di Pinzano in questo luogo è significativa. Quando si sale in cima al Colle del Castello la vista spazia su tutta la pianura friulana e nelle belle giornate si possono vedere anche i palazzi di Lignano, quindi si vede il mare letteralmente. Possiamo avere tra l'altro anche sott'occhio l'asta fluviale del fiume Tagliamento dall'altezza di Gemona fino alla foce, e questo ha fatto sì che il castello di Pinzano, che in qualche modo si può considerare gemello speculare del castello di Ragogna, che sta dall'altra parte della stretta, è stato un presidio militare fondamentale, già sicuramente dall'epoca romana, perché ne abbiamo le testimonianze archeologiche, ma poi iniziano ad esserci i documenti con le varie attestazioni e la costruzione di un vero e proprio castello che era anche di una certa imponenza dal Medioevo in poi. Oggi di questo castello restano pochi ruderi. Da quando il castello è proprietà anche del comune di Pinzano sono state messe in atto varie opere, sia di riqualificazione che proprio di pulizia dalla vegetazione, quindi ci si sale tranquillamente, ci transita anche il sentiero CAI, l'anello CAI 822, l'anello di Pinzano appunto, che tocca vari punti di interesse, tra cui la cima del castello di Pinzano. Una curiosità è che in realtà il castello di Pinzano è collegato anche a tutti gli altri castelli della Pedemontana pordenonese, che sono visibili e in qualche modo quando noi siamo sulla cima del castello ci rendiamo conto che era possibile anche un sistema di segnalazioni, ad esempio attraverso dei fuochi, che permetteva in linea di vista di collegare Pinzano innanzitutto ad esempio al castello di Castelnovo, che è il più vicino, ma poi c'è Toppo, c'è Meduno, quindi tutta la Pedemontana pordenonese aveva questo sistema di fortificazioni, di castelli sui primi rilievi, di cui Pinzano è in qualche modo l'ultimo avamposto che dà sulla stretta del fiume. Quello che noi qua a Pinzano chiamiamo ossario, che in realtà è un sacrario germanico, è sostanzialmente un mausoleo di guerra. Il governo tedesco ha deciso che tra tutta la serie di mausolei di guerra che avrebbero dovuto essere costruiti sul territorio italiano per ricordare i caduti tedeschi e austro-ungarici della Prima Guerra Mondiale, uno di questi mausolei doveva essere costruito sul Colle di Pioma. Verso il colle, quindi verso l'interno, è presente questo grande prato che avrebbe dovuto essere il vero e proprio cimitero di guerra, quindi il luogo di sepoltura delle salme, che comunque qui appunto non arrivarono mai, ma era in previsione che potesse ospitare fino a circa 30.000 salme. L'area in cui era stato costruito questo mausoleo, nell'immediato dopoguerra, a partire dagli anni 50, in qualche modo venne via via dimenticata, potremmo dire, dalla popolazione locale, perché era militarmente
molto una zona strategica. Di fatto non era possibile accedere, non era possibile visitare. Questo ha anche comportato un degrado strutturale, perché sull'ossario poi sono cresciuti i rovi, sono cresciuti gli alberi, e per vari decenni, fino a quando l'amministrazione comunale non è poi entrata in possesso del bene, non è stato possibile nemmeno salvaguardarlo, tantomeno insomma promuoverlo e valorizzarlo dal punto di vista architettonico, ma anche dal punto di vista storico. Nel nostro territorio non ci sono solamente punti di interesse naturalistico o storico, ma anche dei capolavori artistici e architettonici, come possono essere innanzitutto le 2 chiese parrocchiali, perché il territorio del comune di Pinzano in realtà ricade in 2 diverse parrocchie, quella di San Martino a Pinzano e quella invece di Santo Stefano a Valeriano. Sono tuttora visitabili degli affreschi di Giovanni Antonio de Sacchis, detto il Pordenone, che è stato un pittore molto attivo in zona, che ha lasciato appunto testimonianze preziose sia all'interno delle 2 chiese parrocchiali che all'interno dell'oratorio di Santa Maria dei Battuti. Ai confini del territorio comunale, ma nel territorio comunale di Pinzano Tagliamento faceva parte della nostra comunità, e appunto anticamente si andava lì a macinare appunto i cereali. C'è il mulino di Borgo Ampiano, o meglio ancora il mulino di Ampiano. Dal 1300 è di fatto un luogo fondamentale per l'economia di questa zona. Tutti i paesi circostanti portavano il mulino a macinare i vari cereali, insomma, che venivano coltivati. Una cosa interessante è che comunque anche questo mulino ha fatto parte dei beni della confraternita dei Battuti di Valeriano, che è la stessa confraternita che ha promosso la costruzione dell'oratorio della chiesa di Santa Maria dei Battuti. La zona di Pinzano, la zona di Costa Beorchia, la zona di Manazzons sono storicamente sempre state molto importanti nella produzione del vino, quindi il prodotto, come dire, tradizionale tipico di questa zona, e della frutta. Sul nostro territorio comunale abbiamo varie cantine, alcune delle quali hanno anche portato avanti un lavoro, potremmo dire, su quelle che erano le varietà autoctone, che quindi venivano coltivate qua fin dall'antichità. Ci sono anche altri prodotti, insomma, che ci dà il territorio, a partire dall'allevamento, insomma, degli animali, per cui c'è una produzione, insomma, di formaggi tipici, piuttosto che colture, varietà di mele, come dire, antiche, che sono state reintrodotte anche qua nelle colline, insomma, di Costa Beorchia, per la produzione, insomma, di un succo di mele antiche.